Io ho il compito di presentare in modo molto breve il tema e i due relatori che questa mattina ci aiuteranno. È stato fatto riferimento più volte allo strumento che è stato consegnato sul discernimento inteso come cammino di libertà. Non è un documento in senso stretto, si dice nella premessa che appunto è il lavoro, la sintesi di ampie riflessioni e di percorsi di approfondimento su temi legati all'affettività e soprattutto alle fragilità personali, condotto dal Comitato Nazionale e il Consiglio Nazionale. È la sintesi di esperienze anche sofferte, che si sono confrontate e che sono confluite in questo strumento di lavoro che dovrebbe aiutarci. Ora, noi sappiamo per esperienza che scegliere è sempre stata una cosa tipicamente umana, molto bella, ma anche complicata, difficile, perché le scelte sbagliate qualche volta sono fonte anche di tante sofferenze. E noi abbiamo sperimentato la fatica dello scegliere in certi momenti, per esempio alla vigilia del matrimonio o anche alla vigilia di una scelta come quella di diventare prete, oppure anche per esempio quando si tratta di scegliere una scuola, quando si tratta di scegliere l'università o ti sei accorto che quello che hai scelto non fa per te, oppure anche in mille altre situazioni. Ci sono anche casi difficili di scelte che si sono rivelate sbagliate e sulle quali tu devi pensare che cosa fare adesso. Allora, ci sono due eccessi, troppo facile questa semplificazione, vi chiedo scusa, no? Il primo è quello dell'impulsività, chi non ci pensa molto e agisce con la pancia, sceglie in base a quel che mi piace o non mi piace, però noi sappiamo che non è molto utile scegliere così. Oppure quella da cui noi proveniamo come cultura occidentale, del razionalismo, dove sappiamo che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, la realtà la vediamo in bianco e nero, però diventiamo a volte terribili, crudeli nelle scelte, nei confronti, soprattutto quando dobbiamo scegliere nei confronti degli altri. Questi due modi in fondo ci fanno evitare che cosa? La complessità della nostra struttura umana. Noi sappiamo che non è così che si sceglie, dobbiamo fare riferimento alla nostra coscienza, dentro la quale risuona l'eco di una voce più profonda che per noi credenti è quella di Dio, e dobbiamo farci anche aiutare dalle persone che ci sono accanto, dalle persone sagge, ma anche dagli amici, da quelli che in modo disinteressato ci vogliono bene. Il Papa dice nella Moris Laetitia due cose che mi fanno un po' pensare. Dice: la coscienza finora nella formazione dei cristiani non è stata sufficientemente coinvolta. Quindi abbiamo già un primo appello: coinvolgiamo maggiormente questo sacrario dell'uomo. E poi anche il tema della formazione, la formazione liberata dalle paure che qualcuno ci possa obbligare a fare quello che vuole, ecco, intesa in modo corretto, può aiutarci a capire come si sceglie bene e in modo libero, tenendo sempre presente che la dimensione di rischio c'è in ogni scelta. Allora, in questo ci aiuteranno due nostri amici dell'associazione. Il primo è padre Roberto Del Riccio, che è un padre gesuita, presbitero gesuita, è professore associato di antropologia teologica presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli, dove ha diretto anche la rassegna di teologia, una rivista teologica di gesuiti in Italia. È stato rettore del Pontificio Seminario Campano Interregionale di Posillipo, affidato ai gesuiti nel quinquennio 2009-2014. Prima del 1989, anno in cui è entrato nella Compagnia di Gesù, è stato esploratore e rover nel Bologna 4, in cui ha svolto il suo servizio di capo nelle branche IG ed RS,
ricoprendo il ruolo di capocampo negli eventi di formazione capi regionali e nazionali. Attualmente è AE del gruppo Napoli 6 e membro del centro studi di ricerche della GESCI. Lui, nella sua relazione, parlerà per primo, introdurrà proprio nel concetto di discernimento, ci farà capire che cosa concretamente vuol dire discernimento. Sapete che i gesuiti sono esperti in questo. Papa Francesco è un gesuita, nell'Amoris Laetitia cita questa parola 50 volte almeno. Poi ci aiuterà nella seconda relazione Serena Nocenti. Dico soltanto alcune cose, Serena, perché qui c'è tutta la mattinata. Ecco. Serena Nocenti è fiorentina e lei ha studiato teologia presso lo Studio Teologico Fiorentino e la sua dissertazione di dottorato, ecco, l'ha condotta con la guida di Severino Dianic e Bruno Forte e verte sull'ecclesiologia di Pannenberg, che è un teologo tedesco. Dal 1995 è docente incaricata di antropologia teologica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Ecco, quanto all'attività diocesana, tra il 1988 e il 1992 è stata membro della Commissione Centrale del Sinodo Diocesano Fiorentino. Dal 1996 ha lavorato per 12 anni presso l'ufficio catechistico dell'Archidiocesi di Firenze come responsabile del settore catechesi adulti. È una delle teologhe, quindi una donna teologo italiane più conosciute e più famose anche a livello internazionale. Lei ci aiuterà a capire che cos'è il discernimento comunitario, cioè come una comunità che voglia essere la comunità dei discepoli del Signore, una comunità credente, ecco, è chiamata a discernere sulla base di quali criteri. Noi li ringraziamo per la loro disponibilità e li ascoltiamo sulle loro sollecitazioni e poi lavoreremo nei gruppi. Grazie. Buongiorno a tutti. Alle mie spalle vedete il titolo. Se notate, l'unica cosa sulla quale vi inviterei a soffermarvi un attimo è quella I in mezzo alla parola sentieri. Vi invito solo a farci attenzione, poi scopriremo perché è scritta così la parola. Quindi, come è stato già anticipato da Don Walter, io mi occuperò di parlare del discernimento personale, mentre Serena affronterà il tema del discernimento comunitario. Perché parliamo prima del discernimento personale? Non perché siano due cose che vanno per forza una prima dell'altra, ma perché all'interno del discernimento personale ci sono le condizioni necessarie per fare un buon discernimento comunitario. Non entro adesso nel merito proprio perché lo vedremo lentamente nel percorso che faremo insieme. Chiedo scusa, ma il cambio di computer di solito fa questo effetto. Poi fa un pezzettino. A posto, io pensavo che scattasse tutta la diapositiva. Benissimo, allora, una trappola è
è quella della parola integrare. Perché vedete, se voi andate a leggere il documento preparato dal Comitato Nazionale offerto a tutta l'associazione sul quale lavoreremo, e la tripletta è più o meno accompagnare, discernere, integrare. È la stessa tripletta che offre Amoris Laetitia. In questo c'è un grosso pericolo. Qual è il pericolo? Cioè, vedete, quando si parla di integrare, immediatamente ci vengono in mente situazioni come questa. Per esempio, una famiglia che si sfascia, oppure ci vengono in mente situazioni come quest'altra, pensando alle nostre comunità capi che magari non sono proprio così coerenti dal punto di vista dell'etica professionale, perché poi si finisce solo a parlare, anche se le situazioni che vedrete ora sono tutte di morale sessuale, ma non dimentichiamo che c'è anche una dimensione di etica sociale, professionale. Per esempio in associazione c'è il grande tema dei capi che fanno politica, dove il patto associativo dice cose molto precise, ma i confini non sempre sono così chiari e rispettati. Allora, anche questa è una situazione un po' particolare. Poi abbiamo situazioni come questa anche nelle nostre comunità capi, a livello di vari giri. Oggi non più, io sono rientrato in associazione da pochi anni. La formazione come gesuita è molto lunga, mi hanno tenuto fuori dal giro associativo a suo tempo, quindi non parliamo di persone presenti nel giro associativo attuale, però c'erano anche situazioni di adulterio all'interno di stati di campi scuola, perché ti incontri, lavori insieme, ti innamori e succede. Poi ecco, situazioni come questa, i capi omosessuali, che siano uomini o donne, certo il caso degli uomini è un po' più evidente perché uno vicino è sorto agli onori della cronaca. Vedete allora qual è il pericolo? Che la parola discernimento finisca per essere considerata e presa come dinamica per situazioni limite. Anche alcune situazioni limite che fanno parte come queste del discernimento, diciamo normali, diventare prete, sposarsi. In realtà il discernimento, come andremo a vedere, è molto di più. E allora vorrei presentarvi questo dramma. Il dramma perché? Non perché sia una tragedia. La tragedia è il dramma che finisce male. Il dramma è una situazione che ha elementi che sono elementi con personaggi che finiscono ad avere anche dei conflitti. Prima Don Walter ricordava che scegliere è inevitabile ed è difficile. Benissimo. Allora, gli elementi del dramma. Innanzitutto, qual è il cosa del dramma? Il cosa del dramma sono le scelte piccole o grandi della nostra vita. Poi chi sono i protagonisti di questo gran dramma? Allora io direi che sono Dio, è ciascuno di noi, sono io, e le comunità. Perché comunità plurale lo vedrete dopo quando Simona parlerà del discernimento comunitario. Poi perché questi protagonisti nello scegliere mettono in azione un dramma? Perché scatta un dramma che speriamo non diventi tragedia, appunto, ma nemmeno che si trasformi in commedia. Perché? Perché vedete in ballo c'è la scelta giusta per lasciarci abbracciare da Dio, o per permettere che l'abbraccio di Dio diventi reale, concreto, qui ed ora. Uso questa espressione, vedete dopo perché? Perché la parola fare la volontà di Dio è pericolosissima. Se volete poi, se c'è dibattito, si può discutere. Dico semplicemente che fare la volontà di Dio rischia di far passare l'idea che da qualche parte c'è un copione scritto, che l'ha scritto Dio, in cui io ho la mia piccola particina già prevista e se non faccio quello sarò infelice. Falso. Non abbiamo il tempo di discutere di questo, però sgombriamo il campo da questo. Allora Dio ci abbraccia e nell'abbracciarci ci coinvolge in una relazione con Lui e con gli altri
che ha come scopo e finalità il renderci felici in questa vita, qui ed ora. Quindi questo è il perché. Allora capite bene che non ogni alternativa della scelta mi aiuterà a lasciarmi abbracciare, non ogni alternativa della scelta mi condurrà a vivere felici e a rendere felici altri. Aggiungerei da questo punto di vista, andiamo avanti, come. Il come è esattamente il discernimento degli spiriti. Vedremo dopo perché parlo degli spiriti e non dello spirito. E poi abbiamo un quando faccio discernimento, ogni volta che la vita mi pone davanti una scelta seria che richieda discernimento, che richieda di decidere. Prima avete avuto la presentazione di candidati possibili eletti, e ciascuno di loro ha dovuto fare una riflessione, un discernimento per decidere se con tutto quel po' di roba che hanno alle spalle potevano fare una cosa buona facendosi eleggere. Poi adesso la scelta toccherà a voi attraverso il voto, ma è cosa buona per loro? Non finirà questa scelta per danneggiare gli abbandonati, per rimanere sul primo video che ci è stato mostrato. Reggeranno gli abbandonati? Quello che pedalava, o quella, non era comunque in chiaro, con il braccio sulla bicicletta, capite bene, con il ferro da stiro, diceva che ce l'avrebbe fatta. Durerà quanto? 4 anni? Vedremo. Là dove c'è la scelta da fare, non c'è un luogo privilegiato, la scelta da fare ci viene a porre il dove del discernimento. Allora, questa è anche un po' la traccia del mio intervento, e quindi andiamo a vedere. Allora, il cosa, cominciamo così. Cosa, dicevamo, cioè le scelte editoriali. Allora, le scelte fondamentali, le grandi scelte riguardano la forma di vita, quello che viene detto stato di vita, il matrimonio, il ministero ordinato, la vita consacrata. E qui, soprattutto noi che lo abbiamo fatto, chi si è sposato, o chi si è fatto prete, chi si è fatto frate, suora, eccetera, rischia di pensare che qui è tutto finito, no? In realtà c'è il campo in cui investire i propri talenti. C'è la professione, la modalità di impegno sociale e politico, lo stile di vita, la gestione del tempo e dei soldi, eccetera, eccetera, cioè tutto quello che riguarda la vita. Io posso da prete essere gesuita, quello uguale a tanti altri. Il fatto che anche come prete gesuita sono diverso perché insegno teologia, faccio l'assistente scout, mi occupo quindi di giovani e non solo di adulti, non faccio il parroco, eccetera, solo per rimanere su un livello un po' superficiale e darvi un'idea. Uno che si sposa, vive la sua vita familiare come moglie, come marito, può diventare l'intera padre o madre, e poi a seguire che lavoro fa, come quelli che si sono candidati dovranno fare i conti nella loro vocazione matrimoniale da adesso in poi, se sono sposati, con un incarico in regione. Certo, nella loro vocazione fa parte fare il caposcalo, è parte della loro vocazione, e quindi è parte, sono quelle scelte che fanno parte del discernimento. Il cosa, dicevamo, allora, nota bene, la vocazione all'amore, al lasciarsi abbracciare da Dio, ecco, e qui ribadisco una piccola cosa che era implicita e l'esplicitiamo. Vedete, il discernimento non ha senso, si può fare scelte in un qualsiasi modo, il discernimento ha a che fare con il dramma del rapporto amorevole tra Dio e l'uomo. Dio che abbraccia e l'uomo che si lascia abbracciare e lo segue in quello che l'abbraccio vuole essere, per portarlo e condurlo ad abbracciarsi lui o lei e abbracciarsi tra di noi. Bene, allora la vocazione all'amore ha una forma concreta per ciascun discepolo. Ciascuno di noi che segue il Signore e si lascia abbracciare da Lui ha una maniera molto concreta di vivere questo.
Quindi è questa forma concreta che in qualche modo il discernimento ci aiuta a trovare. Secondo, le scelte fondamentali possono essere assunte o subite, consapevoli o inconsapevoli. Cioè può essere che lo abbiamo fatto con consapevolezza, molto bene. Può essere che no. Abbiamo sempre il tempo di rimetterli in discussione e riguardarli. Potrei accorgermi che sono candidato, sono stato eletto a responsabile nazionale della branca IG e non funziona. Ero inconsapevole, l'ho fatta sull'onda del dovere, nemmeno del dovere, qualcuno dice il senso del dovere, pericolosissimo nel discernimento. Potrebbe portarmi a fare cose che non sono buone. E a questo punto mi accorgo che ho fatto il passo più lungo della gamba, torno indietro, rimetto in discussione anche una scelta fatta. Bene, ecco allora il chi, abbiamo visto il cosa, le scelte, quindi tutte, non soltanto quelle estreme. Certo che torneremo e l'associazione col documento ci vuole portare a prendere in considerazione anche le scelte di situazioni difficili da cui siamo partiti. Però, cosa importante, non solo queste. Allora, il chi. Allora, innanzitutto il Dio Padre di Gesù Cristo. Guardate, questa cosa non è così scontata. Perché un conto è dire che sono davanti a Dio, e un conto è dire che sono davanti al Dio di Gesù Cristo. Lo vedremo meglio dopo. Perché se Dio non è il Padre di Gesù Cristo, è pericolosissimo. È un Moloch. Potrebbe diventare una roba che ci uccide. E quindi meglio tenersene lontani. Allora cominciamo, vedete, a porre la questione: davanti a quale Dio io sto? Chi è il mio Dio? Allora andiamo un po' a vedere. Perché vedete, se Dio in realtà è vissuto come padrone, allora non è un Dio padre. Vedete, il padrone non dà gratis, non dà senza mettere condizioni. Mentre il padre sì. Il padre ha come unica ragione, il padre celeste, non tutti i padri sulla terra sono così, il padre celeste, è uno che dà senza pretendere nulla in cambio e senza meriti. Nessuno di noi qui dentro è venuto al mondo, nessuno di noi qui dentro è venuto al mondo perché se l'è meritato. Vi hanno chiesto il permesso? No, di mettervi al mondo. Non ci hanno detto, ci hanno invitato a un incontro mamma e papà e ci hanno detto: mi obbedirai, mi renderai felice, farai le cose che io spero che tu faccia, se ti iscriverò all'università darai gli esami e ti laureerai, e se non ti vuoi iscrivere all'università mi prometti che andrai a lavorare e non farai tardi la notte come quei 40 scalmanati che l'altra notte mi hanno tenuto sveglio? Lo farai? Perché se non lo fai, io e mamma non ti mettiamo al mondo. Nessuno di noi è passato attraverso questo. Ci è stata data, attraverso i nostri genitori, per noi che crediamo a Dio, ci ha dato una vita gratis. Questo è il padre, gratis, senza condizioni. Poi ce la dobbiamo giocare. E lui desidera che ce la giochiamo bene, non per soddisfare le guardate, perché il comandamento che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni è: fate come io ho fatto, vi ho dato un comandamento, amatevi gli uni gli altri. Quindi non ci chiede di amare lui, Dio Padre, ci chiede di amarci tra di noi. Interessante, non vuole niente per sé, felicità per noi. Bene, a questo punto cosa succede? Che davanti a un padrone io posso pormi solo come servo, o salariato, devo guadagnarmi, meritarmi, conquistare quello di cui mi occorre. Quello che mi occorre me lo devo conquistare sudando. Diversa invece è la posizione se io sono davanti a un padre, perché il figlio, erede, prende senza alcun merito. Te lo può togliere l'eredità, ma è tua di diritto, anche se sei un bastardo. Alla fine ti arriverà. E andiamo
avanti. Allora, vedete, qual è l'atteggiamento davanti a un Dio padrone? Quello del merito, quello del guadagno. Come dicevamo, mentre l'atteggiamento del figlio è di sentirsi di fronte a un dono. Ritorno alla questione della vita. Perché noi pensiamo molto alla vita come dono quando ci siamo già dentro. Ci dimentichiamo che per entrarci, ripeto, non è stata posta a noi nessuna condizione. E a questo punto c'è un sentimento che emerge. Davanti al padrone, paura e timore che non otteniamo ciò che ci occorre per vivere. Guardate che non è egoismo questo, Noi abbiamo bisogno di un qualcosa, non mi fermo adesso, lo vedremo forse dopo, per vivere. Bene, in questo senso invece davanti a un padre c'è gratitudine. A questo punto cosa succede però? Che se le cose stanno così e non come dicevamo davanti a un padrone, ecco che la realtà è buona. E questo ha un che richiama molto qualcosa del nostro stile scout, e cioè il 5% di buono, Dio è all'opera. E siamo chiamati a guardare in noi e negli altri, nella realtà, il 5% di buono, che c'è già, almeno, come dice la BP, il 5% di buono. E su quello fare leva, perché lì è la presenza di Dio. Allora, il chi è l'uomo che risponde a questo invito, a questo abbraccio, a questo padre che si offre. Benissimo. E come è fatto l'uomo? Ha una dimensione di corporeità, c'è una dimensione di intelligenza e c'è una dimensione di affettività. Ora, se si parla di abbraccio, se si parla di amore, la nostra religione è una religione dell'amore, si dice benissimo. L'esperienza della fede cristiana è tra un padre e un figlio, un padre dei figli, padre nostro, diciamo, e non padre mio. L'affettività è centrale. Cosa diceva Don Walter prima? C'è un modo di scegliere che è tutto testa, un altro è tutto pancia. Potremmo dire che il modo tutto testa è il blu, l'intelligenza. Prendo in considerazione gli elementi razionali, le norme, le regole, i principi, i valori. Dall'altra parte c'è la corporeità, con tutta la emozionalità che la corporeità prevede. Lo vedremo meglio dopo, ma intanto cominciamo a entrarci. È la pancia, diceva Don Walter, decido con la pancia, pericolosissimo, perché oggi la pancia mi dice questo, ma tra 5 minuti potrebbe dirmi qualcos'altro e potrei trovarmi nei guai. Eletta incaricata regionale, stai attenta, non ti conosco, ma ci avrai pensato bene. Il vero tema è l'affettività, come i nostri sentimenti entrano in gioco e vanno, devono essere ascoltati, i nostri sentimenti, per poter fare una sana scelta davanti a Dio. Perché se Dio è uno che mi abbraccia, è uno che mi ama, è uno che muove e parla ai miei affetti. Non posso essere solo testa e cose. Ma il problema qual è? È che noi siamo così. Tutto insieme, non c'è una parte, sono elementi che giocano tutti insieme. Non possiamo districarli spaccandoci a parte, la testa è fatta in un modo, la pancia in un altro, siamo tutti insieme, come vedremo meglio. Allora, il chi, l'uomo che risponde, è questa cosa così complessa. Noi siamo il perché, dicevamo prima, l'abbraccio di Dio per ciascuno di noi. E allora in questo senso perché prendo questa espressione? Perché recentemente Papa Francesco ha detto: io voglio dire che la grazia non è affatto un'ideologia, è un abbraccio, è qualcosa di più grande. Quindi non è solo dottrina, dogmi, verità di fede. Dio è l'essere onnipotente, creatore del cielo e della terra, perfettissimo, eccetera, eccetera. Non è solo morale, non rubare, non commettere adulterio, eccetera. In realtà è qualcuno che esce, vedete, questo è di Arcavà, è un pittore francese, questa immagine. Notate, richiama la famosa parabola del padre misericordioso, dei due fratelli o del figlio prodigo. Ma notate che c'è alle spalle, come se uscisse da una casa,
il vestito di questo padre, perché questo è Dio per noi. Dio viene in Gesù fuori di sé, dal suo mondo ideale, per venire nel nostro e abbracciarci e consentirci di vivere bene insieme. E allora vedete, il perché è che l'abbraccio di Dio non è egoistico, perché quell'abbraccio che Dio ha rivolto a me, nel quale mi ha coinvolto, in realtà è da condividere tra noi. Partiamo dalle nostre comunità. Quindi vivere insieme momenti belli, significativi, gioiosi è fondamentale. Proprio per questo. Poi, ecco, condividerlo con i poveri, condividerlo con i lontani, condividerlo con tutti. Non so quanto si riesca a vedere bene delle immagini, ma appunto tra le persone che sono coinvolte ci sono persone in difficoltà. Ecco, allora questo abbraccio di Dio, ripeto, lo rivolge a me perché io possa essere reso capace di abbracciare chiunque e creare situazioni e contesti in cui l'abbraccio di Dio arriva a tutti. Come abbiamo visto il cosa, abbiamo visto chi, abbiamo visto perché, vediamo come. E qui ci fermo un pochino di più nel tentativo di dare delle indicazioni più pratiche possibili. Allora, cominciamo con 3 convinzioni e una conseguenza. Questo è stato preso dal documento in preparazione al Sinodo dei Giovani. Prima convinzione. Lo Spirito di Dio agisce nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, agisce nel cuore di ogni uomo e di ogni donna attraverso sentimenti e desideri che si legano a idee, immagini e progetti. Abbiamo già cominciato a dire prima, noi non siamo parti staccate, siamo un tutto, qui c'è tutto, vedete, sentimenti, desideri, parte affettiva, che si legano a idee, immagini e progetti, che come vedremo sono connessi con la parte anche intellettiva, di intelligenza e di comprensione di valore. Seconda convinzione, il cuore umano, con tutto quello che ha detto prima, il cuore di ogni uomo ha sentimenti e desideri che si legano a idee, immagini e progetti, quindi tutto questo, il cuore umano per via della propria fragilità, che è diversa dal peccato, badate bene, non sono sinonimi, perché dice, per via della propria fragilità e del peccato, sono 2 cose distinte. Io sono fragile perché ho bisogno di essere voluto bene, ho bisogno di riconoscimento, ho bisogno dell'abbraccio di Dio attraverso gli altri, ne ho bisogno perché Dio mi ha fatto così. Non abbiamo il tempo di approfondire, però mi raccomando, per favore, la fragilità non sono le situazioni sbagliate o la gente che è in difficoltà perché vive situazioni sbagliate. Siamo tutti fragili, tutti. E non è sbagliato, non è malato. Se mi sento fragile, mi sento uomo, essere umano, creato da Dio, sto nel posto giusto. Se non mi ci sento, mi devo preoccupare. Vuol dire che un po' di delirio di onnipotenza si è impadronito di me. Quindi, ripeto, siamo fragili. Ora, la fragilità vissuta male è il peccato, quindi non sono sinonimi. Bene, allora, a causa di questa fragilità e del peccato, il cuore umano si presenta normalmente diviso, perché attratto da richiami diversi, lo vedremo meglio dopo. Terza convinzione, il percorso della vita, l'ha già detto Don Walter, impone di decidere, perché non si può rimanere all'infinito nell'indeterminatezza, nell'indeterminazione. Questo lo sappiamo. Tanto se non decido io, decide la vita per me. Mi ritroverò in una situazione in cui qualcuno o qualche cosa mi imporrà quello che io magari non volevo. Conclusione, conseguenza, occorre darsi gli strumenti per riconoscere la chiamata del Signore Dio alla gioia dell'amore e scegliere di dare risposta, per usare il linguaggio che ho usato fino adesso, lasciarsi abbracciare e abbracciare gli altri, lasciandoci abbracciare da loro. Bene, allora proviamo quegli strumenti, come Dio
che parla nel nostro spirito con il suo. Qui sarà un po' tecnico per certi versi, ma spero di non essere troppo pesante. Allora, innanzitutto Dio, e poi sotto ci siamo noi. Li ho messi per esplicitare corporeità, affettività e intelligenza, ma vi ricordo che è tutto un gran mischione. Allora, questo Dio ci parla e vedete, ci sono Cristo e lo Spirito Santo, Gesù, sono quelli che sono usciti, escono un po' da Dio, in qualche modo, se ci pensate. Dio è lassù nei cieli, come ci ha raggiunto, venendosi a fare un uomo come noi. Benissimo, a questo punto, ecco che si avvicina a noi attraverso, semplifichiamo, la scrittura, la Sacra Scrittura, la parola di Dio scritta, e la tradizione, parola tecnica, tradizione per dire la trasmissione della fede. Concedetemi di non entrare troppo in dettaglio, ma in pratica qui vorrei che prestaste attenzione a una cosa: c'è un pericolo in questo schemino, non notare che l'omino blu, diciamo corporeità, affettività e intelligenza, sono anche i preti, i vescovi, il magistero. Noi tutti, noi con loro siamo dentro alla tradizione, siamo già compresi, perché all'inizio c'erano gli apostoli, i discepoli, le donne che accompagnavano Gesù, quelli che lo seguivano, ok? Quindi siamo dentro a scrittura, no? Sì, per adesso per semplificare diciamo dentro tradizione, ma siamo anche quelli che la ricevono, tutti, vescovi e papa compresi. Quindi non è che loro sono là e ci dicono, sono la tradizione che ci dicono. Questo Papa Francesco insiste molto quando parla del sensum fidelium, dei fedeli. Bene, allora cosa succede però? Quindi preme che se Dio è padrone, abbiamo visto che non è proprio gradevole la situazione, ma se Dio è padre le cose cambiano completamente. Noi diamo per buono per adesso che Dio per noi sia padre. Andiamo avanti, dopo lo potremo. A questo punto però vorrei farvi notare che ci raggiunge anche direttamente. Vedete qui le due frecce sono come due grandi braccia, sono lo Spirito e Gesù Cristo, il Cristo risorto, che è vivo oggi. Quando io prego, quando io cerco di entrare in contatto con Dio, non sto andando al Gesù che è vissuto 2000 e rotti anni fa, sto andando a Gesù che è presente qui, adesso come vivete. E in questo senso, allora, vedete, le frecce non coincidono con scritture e tradizioni, ma parlano, dicono, è lo Spirito di Dio che si mette in contatto diretto con me. Quindi a due vie. Dio, attraverso il suo Spirito, mi raggiunge attraverso la comunità cristiana, scrittura e tradizione, in cui ci sono anch'io, e mi raggiunge anche direttamente, passatemi l'espressione, parlando al mio cuore e alla mia intelligenza. Andiamo a vedere come. Come l'uomo e i movimenti interiori. Allora, di nuovo il nostro schemino dell'uomo: corporeità, affettività, intelligenza. Questo siamo noi. È Papa Francesco, è il cardinale Burke, che è tanto antipatico, però anche lui non vorrebbe, ma è obbligato anche lui a tener conto di questa roba, e poi aggiungete voi chi vi pare, ci sono io. Di fronte c'è ciò che accade o dovrà accadere, il fatto di realtà. Ciò che accade concretamente a me. Il 28 di maggio è morto il padre, sono rimasto orfano. È accaduto. Tra l'altro anche un po' improvvisamente, era malato, lo sapevamo, ma non pensavamo che sarebbe successo così in fretta. L'ho fatto, ci devo fare i conti. O che potrebbe accadere, potrei essere eletta, incaricata o responsabile o quello che volete. Potrei non andare alla cooperativa a comprare dentro che ti viene cercato. Cosa succede? Che questo, rispetto all'immediato, di fronte a questo dato di realtà, io ho un'emozione. Cioè il mio corpo,
con la mia corporeità reagisce, e reagisce anche visibilmente. Mi viene la pelle d'oca, piango, tremo, sento mal di pancia, ho un problema alla cervicale, mi piglia un male alle spalle. L'altra sera in metropolitana è stata una roba, una signorina entra alla stazione Termini, io devo proseguire per il nostro ostello a Roma, e quindi devo scendere da piazza Bologna, sale, si siede, metropolitana tardi, quasi vuota, e a un certo punto si sente picchiare da qualche parte e vedo che sono i piedi, prima il destro, poi comincia a sinistra, ed era evidentemente molto agitata, e aveva il telefonino e cercava di contattare qualcuno, di parlare, e continuava, e tutti pian piano hanno cominciato a osservare. Ecco, quella emozione, il suo corpo parla, dice, si esprime. Poi però, vedete, c'è un altro livello, il sentimento. Sentimento ed emozione non coincidono. Tra poco vi darò una piccola definizione presa da un librino di cui faccio pubblicità, perché dopo voi potete portare a casa più utili di quanto dico io, perché è molto breve e sintetico. Per capire il rapporto tra emozione e sentimento, cominciamo a dire che la emozione sparirà, il sentimento è ciò che rimane. Potrebbe non coincidere con l'emozione. Facciamo un esempio, poi capiremo perché. Vedete, io stamattina dovevo venire a parlare qui, dovevo prepararmi, e appena mi sono svegliato, alle 7:40 già mi passavano a prendere, per quanto presto mi svegliassi, vi ho detto, ho passato una notte con 40 scalmanati olandesi in ostello, all'ostello Scout, quindi si è dormito poco. E prima reazione, emozione, grande ansia. E poi però, mentre mi preparo, mentre faccio colazione, saluto i confratelli che cominciano a muoversi per casa, sento una certa serenità, l'ansia sparisce. Allora, l'ansia era emozione, perché quello che mi rimane è il sentimento, è tranquillità. Vado a trovare degli amici scout, fratelli e sorelle scout, sarò a casa, ma che vada, mi diranno, hai fatto una vacata, siamo tra amici, non devo prendere nessun premio. Ma quello che rimane è il sentimento. Perché può esserci questa differenza? C'è questa differenza perché c'è il pensiero. Quando io mi sono alzato, l'ansia è nata dal pensiero, la mia reazione sulla mia agitazione, il pensiero non ce la fai. Non ti sei preparato abbastanza. Le slide sono ancora da finire, caro. Ma il problema è che non ci voleva moltissimo. Mentre il sentimento nasce appunto dall'idea che vi ho detto prima. Vado in un momento di incontro con dei compagni di strada. Cosa mai può succedere tra fratelli e sorelle che parlano la stessa lingua, che hanno la stessa esperienza? Chiaro. Vedete, sono due pensieri diversi. Ecco allora che l'emozione può diventare sentimento, dall'emozione nasce il sentimento, ma è un'emozione, il sentimento è un'emozione che l'idea ha interpretato, che il pensiero ha interpretato. Ve lo dico come lo dice un mio confratello che ha scritto questo bel librino che si chiama Testa o Cuore. Le emozioni sono reazioni immediate a stimoli esterni, immagini, comportamenti, parole, contatti fisici. Se viene meno lo stimolo, anche l'emozione viene meno. Però, quando termina l'azione dell'oggetto esterno, quello che abbiamo chiamato qui il fatto di realtà, qualcosa permane in noi, ed ecco allora la definizione di sentimento. Il sentimento nasce dalla personale interpretazione di una determinata reazione emotiva, di un'emozione, ed è l'interpretazione che dà significato a quello che si percepisce e a quello che si sente.
allora ecco che il pensiero entra in gioco e come vedete è tutto strettamente collegato, non si può troppo facilmente togliere qualcosa. Ma qual è il problema? Troppo spesso nelle nostre scelte, come diceva Don Walter, noi ci fermiamo o all'emozione, decidiamo di pancia, che passa. Questo è il fatto. L'emozione non dipende da noi, ce l'ho e basta. Mi hai fatto emozione come una pantera. Perché hai detto la cosa sbagliata al momento sbagliato. Ma il sentimento rimane. Ma se io non ascolto il sentimento sotto l'emozione sono nei guai. Ancora andiamo avanti, il pensiero, ecco l'altro modo di decidere, solo di testa. In realtà vanno tenuti insieme tutti quanti, dall'emozione interpretata in un certo modo arriverà il sentimento. Bene, quindi ecco che si vede bene che il pensiero, interpretando l'emozione, è anche causa del sentimento, questa seconda freccia che è comparsa, e potremmo dire che alla fine succede così. Vedete, sparisce l'emozione perché abbiamo detto sparisce lo stimolo, però ha provocato un sentimento che permane. Quindi, anche se non c'è più l'emozione, interpretata dentro il sentimento è in qualche modo ancora presente. Vedete che non possiamo staccare nulla, ma allora dobbiamo ragionare sui sentimenti, non solo sul pensiero. E qui la parolina. Il mio confratello, si chiama Gaetano Piccolo, è stato a Padova vari anni, insegnava qui filosofia, ha inventato questo pensamento, pensiero e sentimento. Uno degli assistenti che era presente al convegno assistenti l'altro giorno, ascoltando queste riflessioni, cosa ha detto? In realtà è un sentiero, molto più nostro. I sentieri dello spirito sono sentimenti e pensieri intrecciati insieme. Siamo chiamati a percorrere questi sentieri per poter discernere. Non posso lasciare fuori nulla, se no avrò un sentimento. Oppure avrò un io, ma non avrò un sentimento. Devono stare insieme. Devo recuperare tutto. E come faccio? Andiamo a vedere. Facciamo un passo avanti e sto andando verso la conclusione. Lo spirito buono è lo spirito di Dio. Questa è la prima affermazione. Come non solo Dio e l'uomo, c'è anche il nemico. Qui dobbiamo presentare appunto. Allora, c'è un primo spirito, parlavamo di spiriti e non di spirito solo. Poi c'è lo spirito cattivo, lo spirito del nemico, del divisore, del diavolo. Il diavolo viene, come sapete bene, da diavallo, divido, separo. Infatti quando si litiga ci si separa gli uni dagli altri. Ma può succedere che anche in noi ci separiamo. Il mio spirito personale, uguale, quello che abbiamo appena finito di dire, quello è il mio spirito. È il sentiero. Il mio spirito è il luogo dei sentieri. Come? Verso dove andiamo? Qui è fondamentale, guardate. Perché, vediamo, e qui mi permetto di citare due regole del discernimento degli spiriti al plurale, perché c'è lo spirito di Dio, lo spirito del nemico e il mio spirito. E io devo capire tra lo spirito di Dio e quello del nemico qual è quello che mi sta parlando e seguire quello di Dio e rifiutare quello del nemico. Allora, verso dove andiamo? Di male in peggio? Se io lo spiegherò un po' meglio dopo cosa vuol dire di male in peggio, ecco che vale questa regola. Prima regola del discernimento degli spiriti, proprio la prima in assoluto, riguarda coloro che vanno di male in peggio. A queste persone che vanno di male in peggio, lo spirito del nemico accarezza, dà piacere, consola, tranquillo, tutto va bene. Fumi, ti do una sigaretta. Bevi, ti do un bicchierino. Grappa, whisky, cognac, amaro, cano, questo è il mio fratello che ama. Coca, una sniffatina, tieni. Io sono felice, lui asseconda quello che mi dà piacere se vado di male in peggio.
Se vado di male in peggio, lo spirito buono usa il metodo opposto, rimorde, mi fa sentire male, perché sta dicendomi in questo modo, mi sta facendo sentire che sto andando dalla parte sbagliata. Ma se io sto andando di male in peggio non me ne accorgo, è molto fastidioso, cerco di cacciarlo via, di non ascoltare questa voce. Non è una voce soltanto, questo sentimento, questo sentiero, questo sentimento legato a un pensiero. Quindi capite bene che se io vado di male in peggio, devo stare molto attento a dire è una cosa che mi dà soddisfazione, e quindi perché mi dà soddisfazione buona. Perché in questo caso, proprio perché mi dà soddisfazione, mi sta portando nel peggio, più peggio. Dall'altra parte c'è una seconda regola. Chi va di bene in meglio nel servizio di nostro Signore. Non dimentichiamo mai che abbiamo a che fare con la braccia di Dio. Allora, in questo caso vale la seconda regola. Riguarda coloro che appunto si impegnano a purificarsi dai loro peccati e procedono di bene in meglio nel servizio di Dio nostro Signore. In questo caso avviene il contrario della prima regola, e cioè con questi lo spirito cattivo dà fastidio. Ok, non vorrei mica fare il capobranco anche quest'anno, ma dai. E il cinema, che a te piace tantissimo, non andrai al cinema nemmeno una volta neanche quest'anno. Sono 4 anni che non metti piedi in una sala cinematografica. E la fidanzata, ma sei sicuro che non finirà per mollarti? Vedete? E qui nasce tutto un fastidio. Siamo alle 5 del mattino davanti al ghiacciaio, in tenda, nel sacrapelo, e uno ci fa dire, lo sentiamo proprio, ma chi me l'ha fatto fare? Non tanto stare nel sacrapelo al carduccio, in tenda, e che sa tu, è chiaro. Esplicitare non serve. Con costoro, quelli che vanno di bene in meglio, invece, proprio dello spirito buono, fare il contrario, cioè dare energia. Se prima dava fastidio, adesso lo spirito buono dà soddisfazione, mi spinge al bene. Bene, a questo punto vorrei specificare un attimino, concludendo, che andare in male in peggio non è un fatto di comportamento. Farò un esempio spero chiaro. Cioè, vedete, il problema non è semplicemente perché i farisei facevano molto bene. Quindi, rispettando le regole, potremmo andare lo stesso di male in peggio. Ho messo di peccato mortale in peccato mortale perché questa è l'espressione che c'è anche nelle regole. Allora uno potrebbe essere portato a pensare che se io vado di adulterio in adulterio, ci sta pure, ma il punto è che io potrei anche rispettare le norme della Chiesa, l'esempio che vi farò sarà chiarissimo, e andare di male in peggio. Perché si può andare di male in peggio anche rispettando la legge e le norme. Voi sapete che la Chiesa invita a utilizzare come metodo contraccettivo quello naturale. Ha un unico difettuccio, che se lei non è regolare, tu, come si dice dalle mie parti, una botta ed è andata. Cioè sei sicuro che resti incinta, e molte cose che conosco è proprio così. Perché funzioni veramente bene con una certa sicurezza ci vuole la regolarità del ciclo mestruale della donna. Coppia conosciuta, sposati, in chiesa per bene, con tutte le promesse che voi conoscete, lei svizzera da questo punto di vista. Proprio per 20 anni non hanno avuto figli, non che dopo ne volessero. Attenzione, non li hanno avuti, potevano averne, non era un problema di sterilità dell'uno dell'altro, di malattie, ma perché avevano applicato la norma in una situazione in cui la norma consentiva loro di non avere figli. Funzionava, lei era regolare, ci acchiappavano bene, riuscivano a camminarsi abbastanza bene, con una vita sessuale soddisfacente, ma senza figli. Quel matrimonio è nullo, perché non hanno
compiuto una delle promesse, hanno rispettato la norma. Ma per chi? Perché? Non cosa faccio, ma perché lo faccio e per chi lo faccio è importante. Perché se lo faccio per il Dio Padre, allora è un conto, e vado di bene in meglio. Ma se lo faccio per il Dio Padrone, andrò di male in peggio, perché lo faccio per soddisfare e guadagnare e ottenere. Quindi, vi chiedo scusa, non abbiamo tempo di parlare di Giona, essere convertiti al Dio di Gesù Cristo, la direzione non è questione di norme, ma di relazione, appunto. È in gioco il mio essere in relazione con questo qualcuno che mi vuole abbracciare e con gli altri intorno a me, e non il rispetto delle regole soltanto. Sono importanti, danno un'indicazione, ma non basta. Se io mi muovo andando non solo moralmente rimanendo così, ma anche interiormente muovendomi verso un Dio che è padrone, non padre, andrò di male in peggio. Perché ciò che mi darà soddisfazione è fare bene. Altro esempio, il seminarista che ti viene a dire, io ho fatto il direttore di un seminario per preti diocesani 5 anni, quindi sono passati 100 ragazzi, ogni anno 500, no, però insomma una certa quantità sì, ed era regolare che arrivasse il momento in cui mi dicevano: padre, io in realtà sono dispiaciuto perché non prego. La domanda era: sei dispiaciuto perché non incontri il Signore? Perché non dai del tempo a Lui? Perché non alimenti questa amicizia? O perché la regola dice che tu dovresti pregare e oggi non hai rispettato la regola? Bene, come? Insieme. E qui lascerò poi la parola a Serena. Anche le tante comunità a cui apparteniamo sono soggetti di discernimento, perché comunità plurale vi verrà chiarissimo tra poco. E qui però ce la dobbiamo fare questa cosa. È proprio vero che le comunità a cui apparteniamo sono soggetti del discernimento. Da come è stato raccontata, sono state presentate le candidature questa mattina, certamente chi si è candidato ha coinvolto nella riflessione sulla decisione di candidarsi o meno le persone intorno, la propria famiglia, una comunità, la propria comunità capi, un'altra comunità, la zona o le zone, perché magari poteva darsi che la zona era contenta di averla in un altro incarico in quel contesto. Si è tolta una risorsa, parliamone. Dovete sapere che prima di diventare gesuita, nel 1989 mi fu chiesto se mi volevo candidare a diventare incaricato nazionale dell'HG. Non lo sa praticamente nessuno se non quelli che c'erano. La mia regione, l'Emilia Romagna, preparò un candidato alternativo, senza dirmi niente. Io poi non accettai, perché stavo valutando se diventare gesuita quell'anno avevo bisogno di pace e tranquillità. Non ero già più nemmeno nel corpo. Per dire, io non parlo con loro, perché il Comitato Nazionale chiede a me, l'incaricato nazionale mi chiama la capoguida e mi dice: sei disposto, Roberto, a fare questa cosa, noi ti candideremo? E io rispondo: ci devo pensare. Nel tempo in cui io ci penso, faccio tutte le mie consultazioni con altri, spirituali, gli altri che vengono a sapere questa cosa mica mi chiamano. Io era ancora una fase in cui io non avevo ancora deciso, ma decidono che, dato che volevano farmi incaricato regionale e non volevano diventarsi nazionale, hanno preparato un altro, così dice Malcherada. Vedete, questo non è un discernimento, perché la comunità non dialoga. Poi io ho detto: no, non lo faccio, tanti saluti, pace. Allora, e concludo. Discernimento, i primi passi per incominciare. Questo è importante, verificare se si sanno ascoltare i propri sentimenti ed emozioni e imparare a farlo o a farlo sempre di più. Qui potrebbe essere anche utile un sostegno psicologico, ma poi eventualmente, se ci sono domande, le vedremo. Riconoscere la direzione spirituale, quella di cui parlavamo prima, verso cui si sta andando, di male in peggio, di bene in meglio, perché se no non capisco più niente. Perché quello che mi dà soddisfazione, il sentimento positivo, il sentire
pensiero positivo, sentimento e pensiero positivo, potrebbe essere causato e interpretato da un pensiero, appunto, un valore, un principio falso. Terzo ed ultimo, verificare l'immagine di Dio e convertirsi sempre di più al Dio di Gesù Cristo, che è Padre e non Padrone. Ci sarebbero altre 2 o 3 cosette forse da aggiungere, ma mi pare mi fermerei qui, perché questi sono proprio i consigli pratici che io do a voi che siete chiamati come persone singolarmente a fare discernimento, ma anche a coloro che, e qui consiglio a tutti, è fondamentale, è importante avere una figura di riferimento che ci accompagni, badate, non un direttore spirituale. La parola direttore è pericolosissima, perché chi vi accompagna deve affiancarvi, aiutandovi a fare queste 3 cose qui e a procedere, perché voi decidiate. Il direttore nasce da quando invece era qualcuno che ti ascoltava e ti diceva fai così. Sbagliatissimo. Quindi, se volete usare un termine, guida spirituale, accompagnatore spirituale, compagno spirituale, fratello, sorella di strada spirituale, ma non direttore spirituale. Poi le parole valgono quanto valgono. Questi 3 suggerimenti per loro e per voi, e con questo concludo.